When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day. When I forget everything around me that I say, around me that I say. Can't take the DJ. Amarcord, pranzo per ritrovarsi con vecchi amici, vecchi ciclisti e simpatizzanti del mondo del ciclismo che sempre più numerosi ogni anno sono intervenuti alla festa organizzata da Elio Adiodati e Roberto Martini insieme a tutti i suoi collaboratori, tante persone che non sono volute mancare a ricordare i bei tempi che furono per cercare di ritrovarsi almeno una volta all'anno con tanto successo di pubblico che ha goduto della bella giornata. Roberto Martini, uno degli organizzatori della giornata odierna, una bellissima occasione per ritrovarsi tutti insieme. Sì, infatti lo scopo è quello, lo sanno tutti, è sottinteso che è un'occasione per ritrovarsi, quindi il concetto è questo. Però vorrei anche illustrare il perché è nata questa situazione, perché ce ne sono tante in Toscana e questa non vuole essere in concorrenza con loro, ma viene da un'idea mia, dal forte desiderio di ritrovare i miei coetanei, ragazzi cresciuti, però ragazzi dal 36 al 40, e quindi il primo anno ebbi un po' di titubanze e invece poi fu un grande successo, eravamo 90 nel 2011, nel 2012 siamo diventati 130, nel 2013 mi sembra di arrivare a oltre 160-170, quindi grande soddisfazione, ma non personale, ma nel vedere tutta questa gente entusiasta che partecipano con grande attenzione, con grande volontà e con grande soddisfazione a questa giornata. La giornata odierna è dedicata a Gastone Nencini e ci sono anche delle testimonianze specifiche. Esatto, e questo si voleva proprio quest'anno ricordare un grande campione che ci ha fatto. Io quando lui aveva 20 anni ero un grande dilettante, io lo seguivo a 14 anni e mi fece innamorare del ciclismo e quindi l'ho voluto ricordare così. E qui oggi partecipano la figlia di Gastone Nencini con grande piacere e il marito di lei, e quindi partecipano e sono testimoni di questa bella giornata dedicata a suo padre. Roberto Martini insieme a tanti collaboratori che rendono possibile una giornata odierna, perché non si organizza in una settimana una giornata come quella di oggi. Infatti qui noi lavoriamo tutto l'anno, perché domani noi lunedì 27 maggio ripartiamo per l'anno prossimo, ma addirittura se stasera io qui farò presto andrò a incontrare una persona molto importante che potrebbe aiutarci per l'anno prossimo, quindi non finisce mai. Io organizzavo le gare internazionali e quindi bisognava lavorarci tutto l'anno, ma questo è un impegno grossissimo anche questo, perché a livello finanziario, ad ogni livello impegna tanto e quindi bisogna lavorarci con grande costanza. Se no non si realizza nulla. Altra persona fondamentale nell'organizzazione di questa giornata odierna, Elio Adiodati, tante persone per un unico obiettivo. Sì, ritornare insieme dopo tanti anni che ci siamo un po' persi, poi ci siamo ritrovati, alcuni insomma, è piacere ritrovarsi qui riuniti in questo giorno per salutarsi e ringraziarsi per tutti. Una giornata come questa ci saranno dei ringraziamenti da fare. Sì, ringrazio a tutti i colleghi, gli amici che interverranno, sono intervenuti per stare insieme a noi e avere una giornata felice. Abbiamo già parlato con Roberto che ci ha già detto che ogni anno cresce il numero delle adesioni, quindi vuol dire che state lavorando nel modo giusto? Sì, perché il primo anno sono stati 88, il secondo siamo stati 150-152 e oggi si dovrebbe essere su 180, sì, che la cosa ingrandisce sempre e siamo felici e contenti di questo raduno che ci si fa. E quindi questi numeri che aumentano, le tante persone che ogni volta aumentano, vi spronano anche a fare sempre meglio e a continuare in questa direzione. A cercare sempre altri colleghi, altri amici, altri sponsor, altre cose per stare sempre più insieme e essere sempre di più. Dato che data l'età anche si comincia un po' a diminuire nel numero degli amici. Elisabetta Nencini, in una giornata che ha come tema principe il ricordo del babbo, non fanno che piacere queste iniziative?
Assolutamente sì, sia a livello affettivo, personale, ma sicuramente fanno bene anche al ciclismo, perché il ricordo di campioni e persone che comunque hanno dimostrato con le proprie forze di raggiungere traguardi importanti nella vita sono di esempio per i giovani, servono anche a promuovere in questo caso il ciclismo, perché la passione, la forza, la tenacia di saper affrontare quelle che sono le difficoltà e anche le soddisfazioni allo stesso modo insegnano i valori, quelli che sono i valori morali e umani che servono per il nostro vivere bene, per il saper vivere bene anche con gli altri, perché il ciclismo con i suoi protagonisti, i campioni, i gregari, ma anche la stessa tifoseria dei tifosi insegna determinate cose, insegna l'amicizia, insegna la lealtà. Questo almeno è quanto mi ha insegnato e dimostrato mio padre, non attraverso i discorsi o le prediche come possono fare spesso i genitori, ma attraverso l'esempio concreto della persona ecco, seria, che sa cosa vuol dire affrontare le difficoltà, sa cosa vuol dire raggiungere i sogni con determinazione e anche con fatica a volte, con il lavoro duro e continuo. Ecco. Chissà se oggi, durante tutto l'arco della giornata, non potrà scoprire qualche aneddoto nuovo che magari non sapeva sul babbo, e magari tra tante persone che lo hanno conosciuto e che ci hanno anche corso insieme, magari la possibilità di scoprire aspetti che non conosceva. Ma penso proprio di sì, perché qui ci sono oggi radunati persone che hanno corso anche con mio padre a livello dilettantistico. Io conosco molti aneddoti di quando è stato professionista, però ecco, i primi anni di atleta, da dilettante, conosco poco. Ho letto naturalmente articoli, però sentire raccontare direttamente dalle persone che hanno vissuto quegli anni insieme a lui sicuramente dà un'emozione anche in più e un significato in più a quella che è stata la vicenda sportiva e atletica di mio padre. Carlo Fontanelli ha raccolto l'appello, se così vogliamo dire, di Martini e dei suoi collaboratori per realizzare questa sorta di almanacco del ciclismo. Martini e Diodati, l'idea è stata loro quella di, come dire, rivivere il ciclismo dilettantistico toscano, intanto dal 1955 al 1960, andando a ripescare fra le migliaia, anzi direi decine di migliaia di corse che tutte le settimane sul fronte UVI, CSI o UISP animavano le strade toscane. È stata veramente un'impresa, vi posso dire, enorme, perché sfogliare il Telegrafo, La Nazione, il Nuovo Corriere, il Mattino, che erano quotidiani dell'epoca, materiale ce n'è veramente tantissimo. Poi lo spazio è tiranno, abbiamo fatto un volume di 160 pagine dove fatalmente tante corse sono rimaste fuori, però crediamo di aver fatto un'opera che in qualche modo possa non aver dimenticato nessuno, comunque nessuno fra coloro che all'epoca vincevano o comunque erano corridori emergenti. Un'opera di peso in tutti i sensi. Sì, un'opera che ha portato via del tempo, soprattutto nel selezionare l'articolo, nel ritagliarlo, nel metterlo lì a disposizione poi del lettore in maniera leggibile. Un'opera che va prevalentemente verso tanti protagonisti che 50 anni dopo, anzi direi quasi 60 anni dopo, possono in qualche modo rivedersi, rivivere certi momenti e magari spendere anche qualche lacrimuccia, insomma regalare l'emozione ai campioni dell'epoca e ai loro figli e ai loro nipoti. Se qualcuno, oltre alla giornata di oggi, volesse avere questo volume, questo libro, come potrebbe fare? Allora, il libro c'è Roberto Martini, si può rivolgere direttamente a loro, se no alla Geoedizioni, Geoedizioni che siamo a Empoli. Se volete vi do anche il numero di telefono 0571 924 051, se no Biblioteca del Calcio, sì, perché la Geoedizioni non fa solo ciclismo, fa anche calcio, c'è la pagina di ciclismo, va lì, si mette in contatto con noi e troveremo il modo di farglielo avere. Guido Carlesi, ex professionista, un corridore tra i più titolati, presente quest'oggi. Rinnoviamolo un pochino il palmarès, quello che ha fatto Guido Carlesi da atleta. Ma io da professionista sono arrivato a vincere circa 80 corse, fra circuiti e corse in linea, nelle corse a tappe, e penso di aver fatto abbastanza.
poi sono arrivato secondo al Giro di Francia e insomma sono contento di quello che ho fatto, via. Una giornata come quella di oggi quanto serve per ritrovare amici del passato? È una cosa meravigliosa, tant'è vero io appena che mi hanno invitato sono venuto subito perché sapevo che era una bella manifestazione e diciamo così che trovando tutti gli amici ti emoziona, no? Gente che magari da 40 anni non l'hai più vista, è una cosa meravigliosa. Si vedono magari i segni del tempo che sono passati, però è un'occasione per tornare a quei tempi. Come infatti ricordare quei tempi è sempre bello, perché tant'è vero hanno fatto dei libri che sono una cosa meravigliosa, veramente. E quindi lunga vita a manifestazioni come queste che vi permettono di ritrovarvi. Ma è una cosa eccezionale, perché ogni tanto ritrovarsi in queste occasioni è una cosa bella, perché ci ricorda tutto il passato, vedendo tutti i libri che hanno fatto, che hanno stampato, ti evoca delle emozioni, dei ricordi bellissimi, veramente. E c'è attraverso i libri, magari sfogliandoli anche velocemente, qualche ricordo che magari Guido non se lo ricordava più e dice c'era anche questa, è vero, o qualcuno? No, effettivamente ci ricorda tutti i tempi passati, anzi qualche aneddoto ce lo siamo dimenticati, diciamo, no? Però rivedendo tutto si vede delle cose che magari non ci si pensava già più. Osvaldo Lelli, ex atleta, ha corso sia con Carlesi che con Nencini. Il piacere di ritrovare Carlesi qui? Certo, sono venuto quasi apposta, e con Carlesi siamo stati all'Alfagura insieme. Mentre mi diceva che con Nencini ha corso non in squadra insieme? No, perché lui correva quell'Oltrarno, io correvo col pedale senese, quindi correvo una società di Siena, insomma. E un po' la giornata di oggi è fondata sugli aneddoti e poco fa ha raccontato alla figlia di Gastone un aneddoto riguardante Nencini che adesso ce lo racconta anche a noi. Che era uno spericolato in discesa, insomma, una discesa a 10 km e ha bucato all'inizio della discesa, lui dopo 6 km mi ha ripreso e ha bucato, insomma, quindi era uno spericolato quando era dilettante, dopo è diventato il discesista più forte quasi al mondo, insomma. E la reazione di Lelli quando si è trovato